La Fortitudo batte Fiorentina e padroni di casa, hanno dominato per i primi 3 periodi di gioco, poi i laziali sono venuti fuori, Agrigento è rimasta compatta e ha portato a casa la vittoria. I biancazzurri vincono una partita più che delicata. Il roster di coach Franco Ciani, orfani di De Laurentiis, riesce a battere Fiorentina con il punteggio di 70-62. Nel finale la Fortitudo rischia di cacciarsi nei guai, i laziali salgono in cattedra nell'ultimo periodo di gioco e insidiano Agrigento. Ciani si arrabbia e Piazza, che ha la freddezza giusta per evitare il fattaccio, vince Agrigento, ma che paura. Diciamo che a me non è piaciuto per la verità neanche l'approccio, l'inizio del terzo quarto, abbiamo avuto 2 o 3 minuti di confusione, di fretta, così. Sembrava fosse una partita, così, una partita giocata in amicizia al campetto, cosa che invece non può essere mai in questo campionato. Lì probabilmente abbiamo concesso a Ferentino di ritrovare un po' il ritmo della gara e noi l'abbiamo un po' smarrito. Poi per fortuna abbiamo ripreso un po' le redini e invece nel quarto quarto il loro grande recupero si è fatto pressante e ecco la capacità ancora una volta, perché non è la prima volta soprattutto in casa, della squadra di fare una gran difesa nei possessi decisivi, nei possessi importanti e di trovare poi 3 giocate in attacco che ci hanno ridato un po' di luce nel divario numerico e lì poi la partita si è sicuramente chiusa. Sicuramente ci toglie la grande pressione, perché è ovvio che quando arrivi in casa dopo una sconfitta in trasferta anche pesante hai l'obbligo di vincere, hai l'obbligo di fare dei punti importanti, perché la volata per i piazzamenti nella griglia playoff ormai è lanciata e tutte le squadre ormai in ogni partita profondono ogni sforzo possibile per ottenere il risultato. Quindi ci siamo rasserenati un po', abbiamo tolto un po' di pressione che ci veniva dalla partita con Tortona e andiamo a Roma un attimino più sereni, anche se dovremmo essere capaci di trasformare questa serenità in una grande aggressività, in una grande concentrazione, proprio perché è la continuità di risultati positivi, no? Che può darci un piazzamento importante, una cosa veramente eclatante, e quindi togliendo poi, se riuscissimo a vincere a Roma, grandissimo peso dal derby in casa con Trapani, che altrimenti voglio dire sarebbe un'altra partita, non dico da ultima spiaggia, ma di grande pressione per noi.